Sindaco, a breve entrerà probabilmente in vigore quest'altro nuovo DPCM. Categorie economiche sempre più in difficoltà, cosa pensate di fare come Comune di Treviso o comunque insomma delle iniziative che possono essere anche raccolte e seguite da altri comuni per chi ormai in alcuni casi anche alza bandiera bianca? Sì, siamo in attesa di capire quali saranno i contenuti del nuovo DPCM e soprattutto in che fascia di colorazione o di rischio sarà inserita la Regione Veneto. Questo però significa avere ancora per un periodo restrizioni necessarie per tutelare la salute, ma che allo stesso tempo stanno penalizzando in modo pesante le nostre partite IVA, gli imprenditori, il mondo della ristorazione, gli albergatori. In realtà tutte le categorie sono in difficoltà, perché mi sono confrontato anche con gli spettacoli viaggianti piuttosto che con i mercati, e c'è un malumore diffuso perché ormai da quasi un anno non abbiamo la gente non ha la possibilità di lavorare a pieno regime, e quindi cominciano a fare i conti familiari e cominciano a mancare le risorse. Noi come amministrazione cercheremo di mettere in campo delle agevolazioni che da un punto di vista economico possono essere anche basse o irrilevanti, però da un punto di vista formale di sburocratizzazione sono state molto efficaci, come l'ampliamento dei plateatici e una procedura snellita dalla burocrazia, che ha consentito nel giro di 24 ore di avere l'autorizzazione appunto per allargare il plateatico gratuito. E poi continueremo abbiamo scontato la tassa di soggiorno, cioè tutte quelle piccole agevolazioni economiche che un'amministrazione comunale può fare, noi le metteremo in campo, così come procedure sburocratizzate, e dopo ci faremo portavoce delle partite IVA nei confronti di questo governo, perché quando annunceranno le restrizioni, in contemporanea chiediamo che vengano anche annunciati i ristori, perché non vogliamo che succeda come in passato, che sono passati mesi e mesi prima che le partite IVA vedessero anche un piccolo ristoro. Però ampliare i plateatici, ma se non si può consumare nemmeno per asporto di fronte a un locale, cioè a cosa serve ampliare i plateatici? Sì, difatti bisognerà capire appunto quali saranno i contenuti del DPCM, con la speranza che piano piano, e visto anche che negli ultimi giorni, gli ultimi 13-14 giorni, la curva dei contagi è abbassata, la situazione all'interno degli ospedali è abbastanza sotto controllo, si possa piano piano tornare a rivivere le città. La sospensione dell'asporto non ci trova d'accordo, perché significa togliere anche quella piccola goccia che comunque per i nostri commercianti è importante, quindi noi ci faremo portavoce di quelli che sono i malumori delle partite IVA, che comprendo perfettamente, ma allo stesso tempo dobbiamo anche capire che ci sono delle misure restrittive necessarie per tutelare la salute dei nostri cittadini. Sì, noi abbiamo inserito una fascia di parcheggio gratuito, premesso che in occasione del primo lockdown avevamo reso completamente gratuiti tutti i parcheggi, poi per questioni di bilancio abbiamo dovuto rintornare a inserire comunque una piccola parte a pagamento, anche se non sta fruttando, perché come diceva lei, se la gente non può venire in città non parcheggia, e quindi non paga il parcheggio. Comunque mercoledì e giovedì e venerdì dalle 17 alle 20 i parcheggi rimangono gratuiti, e abbiamo prorogato questa opportunità. Questo serve per incentivare, seppur poco, quel poco di commercio che ancora è consentito. Ai commercianti che aderiranno all'iniziativa di Io Apro, che cosa dice? Qual è il suo messaggio? No, in realtà con i nostri ristoratori e i gestori dei bar, dei locali, abbiamo un rapporto davvero ottimo, e anche in questi giorni, in queste ore, ci siamo sentiti appunto per confrontarci su questa iniziativa che non verrà sposata in realtà dai ristoratori, dai gestori dei locali trevigiani, ma hanno scelto una forma di protesta molto più corretta e conforme a quelle che sono le indicazioni del DPCM. Quindi hanno avuto un incontro con il prefetto, che è stata gentile nell'ascoltare quelle che sono le loro esigenze, penso che abbiano avuto anche delle rassicurazioni. Il dialogo con l'amministrazione comunale è costante, e noi ci schieriamo al loro fianco, perché capiamo perfettamente il grande sacrificio che stanno facendo e la grande loro preoccupazione, soprattutto guardando al futuro. Però l'invito che faccio è quello di non buttare per una manifestazione all'aria i sacrifici di tutti questi mesi. Quindi l'invito che faccio è quello di rispettare le regole, consapevoli però che l'amministrazione comunale di Treviso è vicina a loro e farà di tutto per battersi col governo centrale per ottenere quelli che sono i ristori dovuti.